che possa trionfare concordia in questo mondo, senza morti e assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime. Che sia concordia, che sia pace, ciò a cui possa aspirare ogni popolo e ogni persona umana. Dopo tanti anni di sofferenze, avete finalmente il diritto di vivere nella pace, e questi che sono colpevoli di disturbare questa pace e che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta: non uccidere, non uccidere, non uccidere, non uccidere, non uccidere. Non può l'uomo o qualsiasi umana agglomerazione, mafie, cambiare, calpestare questo diritto santissimo di Dio. I popoli del mondo, talmente attaccati alla vita, che amano e che donano la vita, non possono più vivere sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, questo Cristo che è vita, via, verità e vita, lo dico ai responsabili: convertitevi. Un giorno arriverà il giudizio di Dio.